Allora, grazie. Buonasera, abbiamo il piacere di ascoltare questa sera Paola Martini e Lilli Ghio, che parleranno su un tema di grande interesse e di grande importanza. Il titolo della conferenza, come avrete visto, è Sacro e Pop, un capolavoro di Niccolò Barabino, la quasi oliva speciosa in Campis e la sua fortuna. Perché il protagonista in primo piano della conferenza di questa sera è Niccolò Barabino, che è, come dire, uno dei protagonisti della pittura genovese del XIX secolo e in particolare oggetto della illustrazione delle due relatrici è proprio questo quadro, Madonna con bambino, un quadro dipinto per la chiesa di Santa Maria della Cella a San Pier d'Arena, che era il borgo natale proprio di Niccolò Barabino. E, come diranno meglio le relatrici, il titolo Quasi oliva speciosa in Campis deriva da un brano, un passaggio del libro biblico dell'Ecclesiaste. Non prendo tempo alle relatrici, vi dico solo alcune cose, poche su di loro. Paola Martini è storica dell'arte e dal 2002 è conservatore del Museo Diocesano di Genova ed è anche incaricata della direzione museale. È stata già e di nuovo è componente del direttivo della MEI, cioè il direttivo nazionale dell'Associazione Musei Ecclesiastici Italiani, e ha come, diciamo, peculiare ma non solo interesse quello di indagare sui monasteri femminili genovesi nella pittura barocca, con particolare attenzione alle opere di provenienza religiosa. Lilli Ghio è stata a lungo docente di storia dell'arte nella scuola secondaria superiore, opera e ha operato in collaborazione con l'università, con l'attuale sovrintendenza, eccetera, e il suo ambito di ricerca è quello soprattutto su problematiche relative alla produzione artistica fra XVIII secolo e primo quarto del Novecento. In particolare ha studiato elementi legati alla decorazione pittorica e plastica di alcuni cantieri genovesi tra rococò e neoclassicismo, e soprattutto per quanto riguarda delle relazioni diciamo internazionali. Ricordo da ultimo che ha approfondito degli studi su alcune figure di grande importanza, anche se diverse fra di loro. Per esempio Federico Alizeri, lo scultore Salvatore Revelli, il barone Andrea Podestà, quindi persone molto diverse, e da ultimo ancora studi sulla manifattura di maioliche artistiche fondata a Genova dallo scultore Michele San Sebastiano. Quindi vedete, relatrici di amplissima competenza e per quanto riguarda studi e per quanto riguarda elementi di tipo gestionale, che certo semplici non sono. Prego. Grazie. Ringraziamo Maria Stella Rolandi per questa sua puntualissima presentazione e io partirò soffermandomi sulla figura di Niccolò Barabino, che appunto è stato un protagonista importante della pittura italiana della seconda metà dell'Ottocento, che è stato era apprezzato dal pubblico, dalla critica ai tempi suoi, lavora per una prestigiosa committenza, è stato poi dimenticato, e direi che sono stati soprattutto gli studi condotti negli ultimi decenni, almeno negli ultimi 3 decenni, che hanno contribuito a mettere nuovamente in luce il ruolo di protagonista. Dunque,
Niccolò Barabino, come potete vedere, nacque nel 1832 a San Pier d'Arena, che era all'epoca ancora comune autonomo, e rimase a lungo legato appunto a questa terra natale. Anche dopo il trasferimento definitivo di residenza a Firenze, tornò sempre regolarmente a San Pier d'Arena. E qui vediamo alcune tracce ancora barabiniane che rimangono a San Pier d'Arena, quindi non solo la targa che ricorda la casa natale, che era in via Cristoforo Colombo 77, oggi è via San Pier d'Arena. Rimane il monumento sepolcrale a Niccolò Barabino, che è stato realizzato da uno scultore non molto noto, Pietro Roncallo, e che si trova appunto al cimitero della Castagna, mentre è opera di un artista molto più noto, che è Augusto Rivalta, autore di numerosissimi monumenti cittadini, numerosi monumenti garibaldini, perché Rivalta fu garibaldino, e amico di Barabino, con il quale condivise peraltro gli anni fiorentini. E questo appunto è il monumento celebrativo dell'artista, che si trova appunto, fu inaugurato nel 1905 e a tutt'oggi visibile. Barabino compì la sua formazione frequentando l'Accademia Ligustica e fu allievo di Giuseppe Isola. Negli anni fra il 1850 e il 55 iniziò anche a presentare i suoi lavori con una certa regolarità alle esposizioni della Società Promotrice di Belle Arti, che appunto nel 1850 era stato istituita. Nel 1857 però riuscì ad ottenere, insieme al collega e amico Francesco Semino, dall'Accademia, la pensione Durazzo, che era una borsa di studio che era stata istituita da Marcello Durazzo con il suo testamento nel 1847, e che era destinata a fornire una borsa di studio agli alunni più meritevoli dell'Accademia, perché potessero appunto approfondire la loro formazione. E grazie alla pensione Durazzo, Barabino e Semino poterono soggiornare a Roma e poi a Firenze, città nella quale Barabino poi si stabilì definitivamente a partire dal 1858, anche se mantenne, come abbiamo anticipato, regolari rapporti con Genova e con San Pier d'Arena, dove soggiornò sempre almeno per un certo periodo dell'anno. A Firenze Barabino ebbe la possibilità di studiare le opere dei maestri, soprattutto dei maestri, anche dei maestri del Trecento, studia anche le opere di Duccio di Boninsegna, studia Beato Angelico, guarda soprattutto Botticelli, Benozzo Gozzoli, sono autori che lui ama molto, e naturalmente Raffaello. Ma a Firenze entra anche in contatto col gruppo degli artisti più giovani d'avanguardia, diciamo, il gruppo dei macchiaioli che frequentavano il Caffè Michelangelo. Non a caso una caricatura di Niccolò Barabino appare in una nota pubblicazione di Telemaco Signorini, caricaturisti e caricaturati al Caffè Michelangelo. Sono i ricordi di Telemaco Signorini, poi pubblicati nel 1893, dove vedete anche la caricatura. E nel testo appunto il Signorini ricorda appunto che vennero al caffè Barabino e Rivalta, Semino e Castagnola, eccetera. Quindi questo approdo al Caffè Michelangelo è ben documentato anche da uno dei suoi frequentatori più noti. Qui vediamo ancora, abbiamo 2 biglietti da visita di Niccolò Barabino, dove trovate
trovate l'indicazione dei 2 studi fiorentini, il primo in Viale Principe Eugenio 24 e poi quello di Piazza Donatello 8, dove l'artista si trasferisce poco prima, nell'ultimo periodo della sua vita, poco prima della morte, dove appunto morirà. Abbiamo riprodotto anche la prima pagina di un quadernetto, un piccolo quaderno prezioso, vedete, memorie e dei lavori fatti di Niccolò Barabino. È un documento molto importante, memorie diverse dei lavori fatti, un documento molto importante che si conserva all'Accademia Ligustica nel Fondo Vitaliano Rocchiero e che abbiamo avuto modo di ritrovare e di consultare in occasione proprio dei lavori della mostra. È preziosissimo perché Barabino ha annotato in questo libricino tutti i suoi lavori, i lavori eseguiti, il nome dei committenti e anche i prezzi delle opere. Questo fino al 1882, che ha permesso di ricostruire anche una biografia dell'artista molto più puntuale e documentata. Dunque, nel 1859 Barabino eseguirà, poi lo diremo, lo preciseremo meglio, il suo primo importante lavoro, quello che ne decretò l'avvio della sua fortuna, vale a dire la pala della Consolatrix Afflictorum per l'ospedale di Savona, di San Paolo di Savona, che è commissionato da De Maro De Mari, ma su quest'opera poi torneremo. È importante però rilevare che proprio con questa pala si avvia la fortuna dell'artista, che è una pala che ottiene un notevole successo di critica, anche di critica, e contribuisce a far conoscere questo giovane artista. Negli anni presenterò ora una carrellata delle imprese più significative compiute da Barabino, soprattutto nel corso degli anni 60, 70 e 80 anche, le imprese più significative che appunto ci presentano anche dei complessi che proprio in occasione, complessi genovesi, che in occasione di questa mostra sono stati aperti al pubblico, no? Che può visitarli. E dunque, nel corso degli anni 60 Barabino esegue una serie di importanti interventi decorativi in diverse chiese del territorio, e in particolare delle riviere. Qui ricordiamo gli affreschi nella collegiata di San Giacomo di Corte a Santa Margherita. È un complesso notevole, quello barabiniano, perché Barabino interviene con i medaglioni della volta della navata centrale e decora anche diverse volte delle cappelle laterali. Poi troviamo la decorazione dell'abside, del catino absidale del santuario della chiesa di Nostra Signora di Montallegro a Rapallo, con l'apparizione della Vergine a Giovanni Chichizzola. Ecco, poi ancora nella Basilica di Santa Maria Assunta a Camogli, anche qui l'intervento di Barabino è ampio, in questo caso in collaborazione con Francesco Semino. Si dividono insomma le parti del lavoro. Barabino realizza 2 medaglioni, figure di profeti e putti nella volta della navata, e realizza poi le 4 figure di evangelisti che fiancheggiano nel presbiterio il tondo con l'Assunta, che invece è realizzato da Semino. E qui appunto sulla destra vedete un modelletto per l'affresco, un bell'affresco con l'Adorazione dei Magi, che è uno dei medaglioni della volta della navata centrale. Poi abbiamo ancora, non va, ecco, ora sì, ancora
le figure dei profeti nella chiesa di Santa Maria Assunta a Sestri Ponente. Ne abbiamo riprodotti alcuni perché non è facile fotografarli. Comunque è molto nota la figura del profeta Isaia, che è quello che appare appunto a sinistra, e comunque si devono a Niccolò Barabino le figure di Isaia, Mosè, Geremia, Ezechiele, Davide e Daniele. Ezechiele e Davide si vedono nell'altra immagine. In questo caso Barabino opera in collaborazione con un altro pittore genovese che è Virginio Grana, quindi Semino lo affianca a Camogli e Grana a Sestri. Negli anni 70, scusate, incominciano invece grandi commissioni genovesi da parte appunto di esponenti della ricca borghesia cittadina. Molti li conoscerete già probabilmente. Qui ho riprodotto un particolare degli affreschi del salone al pianterreno del palazzo di Domenico Celesia in via Sarotti. Il palazzo che il possidente Domenico Celesia si era fatto costruire in via Sarotti in occasione del matrimonio con la cugina Carolina Celesia. E Barabino interviene anche ai piani superiori. Parte della decorazione però è andata rovinata durante il secondo conflitto mondiale. Rimane, si vedono bene invece ancora gli affreschi del salone a pianterreno, dove Barabino dipinge 3 grandi scene storiche, e questa è appunto sono i Vespri siciliani. Ho riprodotto l'intero lunettone, e un particolare anche che è di particolare freschezza, devo dire, mentre più in alto si vede un particolare con figure allegoriche della decorazione della volta del salone. Il Palazzo Celesia è stato aperto in occasione delle ultime giornate FAI, e forse è aperto, ecco questo se vuoi aggiungere. Sì, aggiungo un attimo anch'io. Tra l'altro proprio Palazzo Celesia, così come Palazzo Orsini in via Roma, Roma 8, il palazzo appunto del senatore Tito Orsini, insieme anche alle sale Tollò e Brignole in Tursi, a Palazzo Tursi, saranno aperte eccezionalmente durante il mese di febbraio, proprio con delle visite guidate collegate alla mostra. Quindi siamo riusciti anche ad avere la collaborazione ovviamente di Filse, che è l'azienda proprietaria del palazzo di Palazzo Celesia, e ovviamente anche per quel che riguarda un insieme di uffici di un'azienda al Palazzo Orsini. Infatti appunto qui vediamo invece il palazzo dell'avvocato poi senatore Tito Orsini in via Roma, e la decorazione Tito Orsini incarica Barabino della decorazione di diversi ambienti del palazzo, e in particolare poi del suo appartamento al piano nobile. Barabino si occupa comunque della progettazione generale, poi esegue le parti pittoriche più importanti, affiancato da una nutrita schiera di collaboratori anche specializzati. La decorazione dell'appartamento del senatore Orsini è un'impresa che dura a lungo nel tempo, perché è molto impegnativa, molto complessa. Viene affidata a Barabino nel 1875 e ultimata del tutto solo nel 1887, con la tela che si vede in effetti sullo sfondo nell'immagine del salone, con il Colombo a Salamanca, che venne presentata all'esposizione di Venezia del 1887, come dirà Paola Martini, insieme appunto alla prima versione della Quasi Oliva Speciosa.
poi, ecco, ricordiamo ancora il palazzo di Tito Pignone in salita Santa Caterina 2 a Genova. Anche per il palazzo Pignone Barabino progetta la decorazione in stile neocinquecentesco di un ambiente, di una sala, che però è andata distrutta nel secondo conflitto mondiale, così come è andata distrutta la cavallerizza Pignone, che era dietro al palazzo e che appunto era stata progettata da Luigi Rovelli. Qui ho riprodotto alcune delle allegorie, delle figure allegoriche che ornavano questo salone. Erano 14 figure allegoriche, entronicchie, paesaggi ed altre decorazioni poi. Tito Pignone, ecco, è interessante rilevare che Tito Pignone era fra l'altro cugino dei due fratelli Rossi, banchieri fratelli Rossi, Giuseppe ed Enrico, che furono importanti, a loro volta importanti committenti di Barabino. In mostra questo, il ruolo dei fratelli Rossi è ben rilevato. Fra l'altro per loro Barabino eseguì un trittico, e il trittico cosiddetto delle arance, che nella parte centrale propone una raffinatissima diciamo versione autografa della Quasi Oliva nella prima redazione, la Quasi Oliva presentata nel 1887. Ecco, ricordiamo però che già nel 1880 Barabino era stato interpellato per la decorazione della volta della cappella del nuovo ospedale di Sant'Andrea, l'ospedale che è fatto realizzare, donato alla città, uno dei 3 ospedali in realtà donati alla città da Maria Brignole Sale de Ferrari, duchessa di Galliera. E appunto Barabino realizza la decorazione della volta con storie di Sant'Andrea e al centro, lo vedete riprodotto in bianco e nero purtroppo, la gloria del santo. Ecco, le ultime imprese, grandi imprese decorative di Barabino sono le 2 sale che Paola ha ricordato in Palazzo Doria Tursi, le sale dedicate alle 2 benefattrici, Giuseppina Tollò Lomellini e Maria Brignole Sale, duchessa di Galliera, che era morta nel frattempo nel 1888. E qui vediamo nella fotografia di Alfredo Noack la sala Tollò come era allora, con la statua della benefattrice e invece un particolare, in verità la medaglia centrale del soffitto della Sala Galliera, della vicina Sala Galliera, questa affrescata appunto da Barabino, si vede in primo piano nei malati anche, e sullo sfondo, l'edificio che si vede sullo sfondo è l'ospedale di Sant'Andrea, che appunto proprio nel 1888 è stato inaugurato. Le 2 sale vengono portate a compimento, anzi la seconda sala, la Sala Galliera, ai primi di ottobre nel 1881, praticamente pochi giorni prima della morte di Barabino, che muore all'improvviso a Firenze il 19 ottobre di quell'anno. Ecco, il percorso della mostra comunque si incentra poi particolarmente su alcuni dipinti, 2 pale a destinazione appunto ecclesiastica, che preludono alla Quasi Oliva, e sono un'opera che ho già citato, la Consolatrix Afflictorum per l'ospedale San Paolo di Savona, realizzata appunto nel 1859 su commissione di Ademaro De Mari. È un personaggio
importante, era accademico di merito della ligustica ed era anche genero di Marcello Durazzo, colui che aveva istituito la pensione Durazzo, che aveva permesso appunto a Barabino di recarsi a studiare fuori della patria. E proprio Ademaro De Mari, e dopo la morte del suocero appunto diventa amministratore di questo lascito destinato appunto agli alunni meritevoli, e quindi presumibilmente nel contesto accademico che Ademaro De Mari conosce Barabino e nello stesso ebbe modo di incontrare Barabino, di apprezzare il talento di questo giovane e ancor poco noto artista e di affidargli quindi la realizzazione di una pala che contribuì poi notevolmente al successo del pittore. E la pala, che si conserva oggi nella Pinacoteca Civica di Savona, è ancora caratterizzata, diciamo, da un linguaggio purista, guarda ai modelli del Quattrocento, guarda a Raffaello, guarda soprattutto, la critica almeno sottolinea questo aspetto, ai modelli di Andrea del Sarto, pittore ammiratissimo da Barabino. E noi, ecco, purtroppo in mostra non si è potuta trasferire la pala, però è esposta una incisione di un altro personaggio importante che è Edoardo Chiossone che diciamo svolse gran parte della sua attività di incisore a Firenze, prima poi di dedicarsi ai viaggi, di trasferirsi all'estero e quindi in Giappone, da cui è proprio da questo, diciamo, soggiorno giapponese di Edoardo Chiossone sappiamo provengono quelle preziose collezioni che costituiscono parte importantissima appunto dei beni del museo genovese, del Museo di Arte Orientale genovese, che appunto di Edoardo Chiossone reca il nome. Ecco. Ma sicuramente ancor più importante, diciamo antecedente ancor più significativo della Quasi Oliva è la Madonna del Rosario. La Madonna del Rosario con i santi Domenico e Caterina da Siena, il trittico realizzato per la Basilica di Santa Maria dell'Immacolata, una chiesa importantissima a Genova nel secondo Ottocento, il cantiere ecclesiastico più importante a Genova nella seconda metà del secolo sicuramente, dove lavorano gli artisti più prestigiosi. E il trittico era destinato alla cappella appunto della Madonna del Rosario e venne commissionato a Barabino da Luisa Negrone Durazzo, che era sorella di Artemisia Negrone, vale a dire la madre della duchessa di Galliera. E Luisa Negrone aveva sposato Gianluca Durazzo ed entrambi furono generosi mecenati in modi diversi, come Caterina Olcese illustra molto bene poi nel suo contributo in catalogo. E Luisa Negrone Durazzo morì poco prima che l'opera fosse collocata nella cappella. Muore ai primi di febbraio Luisa Negrone e l'opera viene collocata poco dopo, ma soltanto nel settembre di quell'anno verranno poi collocati i 15 misteri del Rosario che si vedete appunto nella predella e nel coronamento di quest'opera strepitosa. Straordinaria anche tutta la cornice, l'opera di carpenteria che si dice progettata da Maurizio Dufour, l'architetto della chiesa, è comunque ricchissima d'oro. È un'opera che è stata pagata una cifra altissima, veramente, 15.000 lire, l'opera più cara tra quelle che si sono trovate annotate nel taccuino baravignano.
E quando alla morte di Luisa Negroni Durazzo, che era già vedova da tempo e senza figli, rimane erede universale Maria Brignole Sale, la duchessa di Galliera, e per questo motivo, proprio grazie al lascito della duchessa, si conserva nella Galleria d'Arte Moderna di Genova, venne donata insomma al municipio di Genova, venne donato il modelletto della pala, che infatti nella Galleria dei Nervi si conserva. Modelletto che è pregevole ed è comunque particolarmente interessante perché ci permette anche di osservare alcune modifiche che sono state apportate specialmente nella parte centrale, quella relativa appunto alla Madonna del Rosario del dipinto. E come potete vedere, rispetto al modelletto scompare nella versione finale, scompaiono le figure d'angeli inginocchiate, oranti in primo piano, in modo da esaltare l'impostazione piramidale del gruppo sacro, in modo da esaltare anche la cornice architettonica, questo seggio, no? Questo seggio marmoreo coperto da un prezioso drappo. E la Vergine appare, il capo della Vergine è completamente avvolto dal manto. Qui lo si può vedere meglio. Ecco, sicuramente la Madonna del Rosario presenta, almeno anche in questa soluzione anche del manto che chiude quasi il capo della Vergine, presenta affinità con un modello molto noto, che è la Salve Regina o Vergine delle Rose, realizzata nel 1800, che fa parte del trittico, di un trittico con i santi Antonio Abate e Agostino, che è stato realizzato da Domenico Morelli, pittore napoletano molto famoso già a quell'epoca, per la cappella di Sant'Agostino del castello di Corigliano Calabro, dove a tutt'oggi questo splendido trittico ancora si conserva. Effettivamente vi sono delle affinità di impostazione, tanto che soprattutto dopo la morte di Barabino vi fu chi accusò Barabino di aver plagiato non tanto in quest'opera quanto nella ben più nota e diffusa Immagine della quasi oliva speciosa, proprio quest'opera di Morelli. In realtà, come sottolinea appunto Sergio Rebora nel saggio in catalogo, si tratta soprattutto di un'affinità fra i due artisti, fra i due maestri che si conoscevano, si erano conosciuti a Firenze, si stimavano, e anche una conferma del fatto che Barabino guardava modelli aggiornati. Barabino, sappiamo, compì anche diversi viaggi, si recò all'esposizione 2 volte almeno a Parigi, all'Esposizione Universale, si recò in Spagna e frequentava anche artisti diversi, diciamo portatori appunto di istanze di una cultura molto ampia, grazie anche alla sua compagna Carlotta Popert, la sua compagna a distanza, che era a sua volta pittrice tedesca ma residente a Roma e che effettivamente aveva una articolata frequentazione internazionale. Ecco, in mostra troverete esposta anche questa cromolitografia della Madonna del Rosario, oltre al bozzetto, diciamo, di
di nervi, questa cromolitografia, e che è stata eseguita da un'artista, Clotilde Dallara Carloni, che qui vedete proprio in questa riproduzione, che è attinta da una rivista La Donna, da un numero della rivista La Donna del 1906, dedicato alle donne che lavorano nell'ambito della tipografia, dell'illustrazione, in cui è riprodotta, è raffigurata proprio la signora Carloni Dallara al suo lavoro nello stabilimento Armanino di Genova, e sullo sfondo vedete c'è proprio la cromolitografia della Madonna del Rosario. Passo la parola a Paola Martini. È questo, vero? È questo, vero? Perché magari schiaccio il tasto sbagliato, niente di strano. Beh, intanto io posso continuare a parlare. Esattamente in collegamento con quello che vi stava raccontando prima Lilli, è proprio di questi anni una delle opere principali. Ho messo qui infatti l'immagine della chiesa di Santa Maria della Cella. Barabino era appunto San Pier d'Arenese, proprio la chiesa della Cella era stato battezzato, e in quel periodo nella chiesa della Cella si stava facendo un intervento di rinnovamento della cappella di testa della navata sinistra, e su richiesta anche della madre Teresa Traverso, che era molto devota, Barabino realizza un dipinto, una Madonna con bambino, a cui viene dato un titolo preso da uno dei libri sapienziali della Bibbia, l'Ecclesiastico o il libro di Siracide. Sono libri di citazioni appunto sapienziali, e in questo caso il titolo Quasi oliva speciosa in campis fa riferimento a un'immagine, diciamo, della Vergine vista come un bellissimo albero di olivo che si erge solitario nei campi. Niccolò Barabino quindi era già un pittore molto affermato nel momento in cui si dedica a quest'opera, e però incomincia a lavorarvi nel 1887 circa, e nel 1800, lo stesso anno, nel momento in cui la conclude, si sottolinea come non ne fosse particolarmente, come posso dire, soddisfatto. Infatti proprio a Carlotta Popper scrisse che mi è venuta una vera schifezza, e quindi purtroppo, anche come nel testo Sergio Rebora sottolinea, non era sempre molto orgoglioso anche delle sue realizzazioni, e in ogni caso presenta questo dipinto all'esposizione di Venezia, esposizione in cui la patronessa era la regina Margherita di Savoia. Margherita di Savoia rimane quindi molto colpita da questa immagine, e vediamo se ce la fa. Sì. Ottimo.
Andiamo per adesso via sul cambio slide. Ok, allora più avanti. Allora questa è la chiesa della Cella, la vedete molto bene. La prossima, ecco qua abbiamo un'immagine appunto non solo della prima versione appunto del dipinto della Cella, del dipinto scusate della Quasi Oliva Speciosa, un'immagine in bianco e nero perché l'abbiamo ottenuta proprio dagli archivi della Biennale di Venezia, gli archivi IRE, e accanto un'immagine di Carlotta Poppert, questa giovane donna estremamente anche ricca ovviamente e soprattutto con grandissime relazioni che sarà anche il tramite per degli incontri estremamente importanti anche dello stesso Niccolò Barabino. L'altra, ok. Ecco, e qui abbiamo invece diciamo, l'esposizione nazionale di Venezia con appunto un'immagine della regina Margherita, che ne era appunto la patrona, e un rapporto quindi con la regina Margherita che rimane davvero conquistata da quest'opera, tanto che decide di acquistarla e il marito Umberto I l'acquista pagandola 7.000 lire. Andiamo. E viene appunto inserita nella camera da letto, vedete qui un'immagine della Villa Reale di Monza, nella camera da letto della regina nella Villa Reale di Monza. Peraltro proprio questo luogo, questa Villa Reale di Monza, era stata donata ai due ancora principi, cioè Umberto e Margherita di Savoia, da Vittorio Emanuele II. Era quindi uno spazio, un luogo che la regina Margherita usava per lo svago e che sentiva in qualche modo proprio suo, perché era derivato da un dono. Se andiamo ancora avanti, vediamo proprio in quest'immagine, ve l'ho segnata con una freccia, ecco, c'è l'immagine del dipinto messo appunto nella camera della regina Margherita. È un'immagine storica perché purtroppo questo dipinto è andato perduto. Nel momento in cui quindi l'opera è stata venduta, anzi è stata anche acquistata ed ha avuto sicuramente un momento di lancio e di fama straordinaria, Barabino deve ovviamente realizzare una seconda versione per la chiesa della Cella. Nel 1888, quindi pochi mesi dopo la pubblicazione, l'esposizione nazionale di Venezia, Barabino sì, andiamo avanti. Adesso è così. Ok, fantastico. Barabino realizza questa nuova versione dell'opera, sempre con lo stesso titolo, Quasi Oliva Speciosa in Campis, e cambia però alcune cose. Intanto nella versione per la chiesa della Cella c'è un elemento nuovo, che è questa cornice lignea che viene messa attorno alla tela, tutta decorata con questi sontuosi e molto ricchi anche fiori di campo, ma anche rose, campanule, che è stata probabilmente realizzata, come appunto sostiene anche Sergio Rebora nel testo, da Achille De Lorenzi, che era appunto figlio di Francesco De Lorenzi, che assieme a Luigi Gainotti, entrambi collaboratori di Barabino, avevano decorato poi le navate, le volte della cappella che viene, andiamo avanti, sì. Proviamo, ma c'è un problema di presentazione, Emilia, un secondo. E c'è un problema di incompatibilità tra i due. Sì. Si vede che i miei PowerPoint sono incompatibili con. Eccola qui, perfetto. Ora va insieme al telecomando, mi interessa. Sì. No, però le posso. C'è un problema con la presentazione solo sul telecomando, ma solo sulla presentazione, per cui ritorniamo
questa modalità e ok, così riesce ad andare. perfetto, va bene. Allora, se andiamo all'immagine precedente, un attimo. Sì, ha sempre il telecomando che funziona. Sì, ok, bene. Ecco, tra l'altro in mostra ovviamente abbiamo portato solo il dipinto, non è stato possibile portare la struttura, la cornice della tela perché significava comunque danneggiarla, mentre il dipinto era fermato in modo molto semplice. Tra l'altro alla Chiesa della Cella, quindi visto anche che era un'opera estremamente importante e con una devozione molto forte, c'è ancora rimasta una copia fotografica, per cui abbiamo cercato di non lasciare, come si dice, il buco, proprio la mancanza totale dell'opera, e abbiamo riproposto invece in mostra, usando una copia della cornice, una copia stampata della cornice, l'abbinamento tra la cornice e il dipinto. Ecco qui un confronto tra le due versioni. Vi dicevo la versione quella per Venezia a sinistra in bianco e nero, dove è la versione per Genova invece per la Chiesa della Cella a colori. Vi ho messo poi in questo caso un confronto più a colori, forse anche più facile, partendo proprio dal bozzetto della pala per Venezia, che è tra l'altro esposto in mostra, e i confronti tra le due opere, pur rimanendo comunque piuttosto vicina all'impostazione, sono abbastanza evidenti, e ve le ho segnate con queste frecce. Intanto quelle che dà il nome, la presenza delle arance nella versione di Venezia, che sono state poi sostituite in realtà da una presenza più ricca di fronde d'ulivo nella versione appunto genovese e da fiori di campo, tanto che una parte della critica ha deciso di chiamare la versione veneziana la Madonna delle arance e quella genovese la Madonna dell'ulivo. Inoltre la posizione del bambino, che nella prima versione era stante e abbracciato, tenuto con entrambe le mani dalla madre, mentre nella versione genovese porta e mostra un simbolico ramoscello d'ulivo, che anche qui darà il là per dare a questa Madonna un altro nome, non solo Madonna dell'ulivo ma anche la Madonna della pace, proprio per la presenza di questo ramo simbolico. E poi una delle differenze o comunque varianti più evidenti, il manto, sempre un manto bianco ma pulito, senza frange, e in qualche modo più pulito, chiamiamolo così, e invece un manto con queste frange rosse che fa anche dà anche un'aria un po' orientaleggiante, no? Allo stesso dipinto di Barabino, e sarà anche uno dei motivi per cui lo stesso dipinto la stessa versione per Genova verrà in qualche modo criticata. Ancora qui vi ho messo velocemente, non siamo riusciti ad averli in mostra perché sono in collezione privata, e le collezioni private rimangono tali se non si conosce chi li ha, due versioni di due studi di matite bianca su carta della Madonna con bambino, in realtà dove probabilmente Barabino andava a lavorare soprattutto sulle lumeggiature, cioè sulle parti che dovevano essere illuminate. E ancora qui invece il legame forte che esisteva tra la versione, quindi anche il bozzetto che aveva fatto per la Madonna delle arance, che troviamo in una di queste immagini che sono prese alla morte di Barabino e raffigurano la propria stanza. Nel cerchio che vi ho indicato è inserito proprio il bozzetto della Madonna delle arance, proprio a fianco del letto di Barabino. Il bozzetto è attualmente in mostra perché in un primo tempo pensavamo
volevamo che ce ne fosse un altro, visto che la cornice è diversa, la cornice attuale è diversa da quella che invece con cui è raffigurata in questa immagine. Invece abbiamo scoperto che l'attuale proprietario ha fatto rifare la cornice con una forma simile ad un altro dipinto, insomma anche questo sempre Sergio Rebora l'ha appurato, e quindi e di conseguenza quello che abbiamo in mostra è il bozzetto originale. Ed ecco, poi vi ho inserito, riprendendo un po' i riferimenti che faceva prima Lilli, alcuni quelli che sono i riferimenti storico-artistici. In effetti si è parlato di un pittore che guarda al pieno 400, in questo caso alla produzione di Giovanni Bellini, un Giovanni Bellini che soprattutto in queste due pale importanti, la pala di San Giobbe che è del fine 400, 1487, e la pala di San Zaccaria, utilizza il modello del trono di marmo. Queste sono sacre conversazioni in cui spesso la Vergine è messa in alto e quindi con una posizione anche di maestà dominante, ma unisce a questa posizione di maestosa anche degli affetti, dei gesti molto di grande tenerezza, che sono poi gli stessi che lo stesso Barabino inserisce nella Madonna della Quasi Oliva. E un altro riferimento alla famosissima pala di Castelfranco di Giorgione, di nuovo 1503-1504, lo stesso modello, per chi ha una memoria visiva e se la ricorda. In questo caso abbiamo questa Vergine messa su un trono molto alto con due santi ai piedi, però vedete di nuovo come ritorna questa impostazione così scultorea, in qualche modo molto maestosa. E ancora un riferimento che ho ripreso, che faceva ancora Lilli Ghio, con la Madonna delle Arpie di Andrea del Sarto, dove i riferimenti sono soprattutto all'ombreggiatura, come appunto dice lo stesso Sergio all'interno del suo saggio. Qui vi metto ancora, infine, ma non li metto tutti per non togliervi il gusto di venire in mostra e vederli, altri due, un'altra versione fatta sempre autografa di Barabino di questa Madonna, in questo caso questa di nuovo una Madonna dell'Olivo, quindi lui poi farà sia Madonna delle Arance che Madonna dell'Olivo, e ovviamente di collezione privata, quindi l'eccezionalità di poterla vedere proprio in questa occasione. Si sente? Sì. Il suo è il mio. L'unica spiegazione che ti do è quella che proprio piccolo. Ma non riusciva ad aprirlo, a farlo andare neppure io. Poi la slide. Andiamo avanti, ancora. Ecco, questa. Perfetto. Abbiamo voluto complicare la vita, mi ho detto ma sì, insomma, perché no? Ecco. Movimentiamo un po', ecco. Ah sì. Lo so, questa è un po' macchinosa la cosa. Poverino. Però ce la facciamo. Dalla 20, ok. Grazie. Ce l'abbiamo fatta. Dunque, i rapporti fra Niccolò Barabino e Casa Savoia non si esauriscono comunque con l'acquisto della Quasi Oliva a Venezia nel 1887, anzi si erano avviati già molto prima. In particolare, in occasione dell'Esposizione Nazionale di Belle Arti di Torino del 1880, Umberto I, che era da poco diventato re, soltanto da 2 anni,
ma dimostra grande ammirazione nei confronti di una grande tela di Barabino, questo Galileo in arcetri, che era stato però realizzato dall'artista per il senatore Orsini. Era una delle tele che dovevano destinate appunto alla decorazione dell'appartamento Orsini, per cui dove a tutt'oggi è visibile. È una grande tela, e il sovrano, non potendo appunto acquistare il Galileo in arcetri, commissiona a Barabino un'altra grande tela di soggetto storico, lasciandolo però libero di scegliere appunto il tema, purché attinto dalla storia d'Italia e senza stabilire dei tempi di consegna. E Barabino sceglierà un episodio però di storia sabauda, la morte di Carlo Emanuele I. Incomincia a lavorare a questa grande tela che non porterà mai però a compimento. Ancora, ecco, però dopo la morte dell'artista, il re acquistò ugualmente la tela che era nello studio dell'artista a Firenze, anche se incompiuta. Fu Angelo Vernazza, uno degli allievi più importanti di Barabino, ad accompagnare la tela a Roma. Poi il re decise di donarla alla città di Genova, e ecco perché la tela appunto può vedersi alla Galleria d'Arte Moderna di Nervi, anzi fa parte del percorso, no, della mostra sull'Ottocento che è attualmente in corso. Con Umberto I però Barabino ebbe ripetuti contatti. Il re si recò nel 1886 a visitare lo studio dell'artista a Firenze. Nel 1888 lo invitò anche a decorare una delle sale del Quirinale, del Palazzo del Quirinale, un impegno che Barabino però non poté accettare perché i tempi erano troppo stretti. La regina a sua volta aveva comunicato personalmente a Barabino la collocazione nella sua camera a Monza della Quasi Oliva, e poi rimase legata anche dopo la morte dell'artista da stretti vincoli di amicizia appunto con Carlotta Popert. Ecco, qui vediamo, siamo nel 1893 e vediamo la regina Margherita al suo seguito dopo il compimento di una delle sue imprese alpinistiche più famose, l'ascensione alla Punta Agnifetti, che era una delle cime più alte, no, del gruppo del Rosa, e dove il CAI aveva fatto costruire una capanna osservatorio che proprio in quell'occasione venne dedicata alla regina Margherita e che ancora oggi, pur rifatta, conserva il suo nome, è la capanna Margherita. L'ascensione avvenne il 18 agosto 1893 e la regina e il suo seguito trascorsero poi al rifugio la notte. La mattina successiva la regina sentì la messa in rifugio, e così si legge in un articolo pubblicato nella rivista del CAI, proprio un lungo articolo che naturalmente riferisce di questa importante visita della sovrana. Si legge che nella camera dove dormì Sua Maestà fu preparato l'altare per la celebrazione della messa. Al di sopra dell'altare fu appeso un quadro dipinto su porcellana, la Madonna del Barabino, Quasi Oliva speciosa in campis, quadro che Sua Maestà lasciò in dono alla capanna. Quindi portò una riproduzione su porcellana del suo dipinto che evidentemente tanto amava. Noi abbiamo pensato che questo quadro dipinto su porcellana possa identificarsi con una delle belle versioni in maiolica, una delle lastre in maiolica prodotte dalla manifattura Ginori di Doccia, una manifattura che peraltro era fornitrice ufficiale della Real Casa per quanto riguardava i servizi raffinatissimi da tavola in porcellana.
quindi era una manifattura che la regina ovviamente molto ben conosceva e apprezzava. E bisogna dire che le maioliche Ginori hanno la preziosità, la raffinatezza delle porcellane che la stessa manifattura produceva. Questa lastra con la Madonna Barabignana venne presentata proprio nel 1893, quindi c'è l'esposizione italiana di Zurigo di quell'anno, quindi c'è anche una coincidenza abbastanza significativa dal punto di vista cronologico. La lastra però con la Madonna Barabignana appartiene ad una tipologia che la manifattura Ginori incomincia a produrre proprio dagli anni 70 dell'Ottocento, lastre in maiolica raffiguranti Madonne con il Bambino attinte però da modelli pittorici contemporanei e famosi. Quindi qui vediamo una lastra, sono esposte in mostra le 3 lastre, c'è una lastra bellissima con la Madonna di Enrico Pollastrini e poi, come vedete, è una con la Madonna con la Salve Regina Vergine delle Rose, famosissima di nuovo di Domenico Morelli, che diverse altre lastre Ginori riproducono Madonne di Morelli, tant'è vero che una di queste lastre, di cui si conserva un esemplare nel Museo di Doccia, venne acquistata dalla regina proprio a Milano, all'esposizione di Milano del 1881. Quindi è possibile che la lastra donata, il dipinto donato dalla regina possa coincidere con uno di questi manufatti. È pur vero che conosciamo anche una versione invece dipinta su porcellana, questa di Guido Bertini, anche questa esposta in mostra. Purtroppo la fotografia non rende, l'esemplare è molto raffinato, vedrete, perché c'è questi decori d'oro sullo sfondo, sono veramente, il pezzo visto direttamente è molto affascinante. È realizzato da Guido Bertini, che apparteneva ad una nota famiglia di artisti lombardi e a quell'epoca lavorava nella manifattura di vetrate artistiche che era stata fondata dal nonno, nella quale fino agli anni 90 fu attiva anche il padre Pompeo. Fra l'altro si devono a Pompeo Bertini le vetrate del rosone dei finestroni del coro della cattedrale di San Lorenzo, che furono donate alla cattedrale da Luisa Negrone Durazzo, che abbiamo in precedenza citato, perché qui tutto si ricongiunge. Peraltro Guido Bertini era anche nipote di Giuseppe Bertini, era il fratello di Pompeo, di suo padre, che era un personaggio molto noto nella Milano del tempo, e non solo a Milano, docente a Brera, ma era proprio un intellettuale, quindi che aveva appunto aveva ricevuto diverse commissioni anche da parte di Casa Savoia, e fra l'altro è autore del celebre ritratto della regina Margherita nel costume tipico della Valle di Gressonei, che ancora si può vedere a Castel Savoia. Ecco, mentre una traduzione plastica sempre in maiolica della quasi oliva barabignana si deve alla manifattura Minghetti, che è una manifattura bolognese fondata nel 1858 da Angelo Minghetti e poi passata ai figli, e che una manifattura che è tra le più note, una manifattura di maiole che è tra le più note in Italia nel secondo Ottocento e nei primi decenni del Novecento, e negli ultimi decenni dell'Ottocento incomincia a produrre una serie fortunatissima di gruppi plastici raffiguranti la Madonna da sola con il Bambino, a figura intera o soltanto il busto, che poi ebbero una diffusione larghissima. Poi in tutte le case bolognesi c'era una Madonnina Minghetti, anche perché la fabbrica rimase attiva poi fino agli anni 60 del Novecento.
e la versione Minghetti, come vedete, è caratterizzata soprattutto da una maggior stilizzazione ovviamente rispetto al modello barabignano, e poi da questa straordinaria, ricchissima decorazione delle vesti della Vergine, che propone modelli diversi, come dire, abbiamo un repertorio di gusto più rinascimentale che è tipico della ditta, oppure più aggiornato, più floreale, come si può vedere anche nei due esemplari che appunto noi esponiamo. La Minghetti produce anche un modello leggermente variato, con l'inserimento della figura di San Giovannino, e in questo caso la cromia è più contenuta, molto robbiana, no? Con questa combinazione di bianco e azzurro. Sempre Minghetti produce anche un'acquasantiera, questa volta modellata in forme neogotiche, che raffigura sullo sfondo la quasi oliva nella versione, diciamo, proprio di Santa Maria della Cella, ecco, quella col bimbo che agita il ramoscello d'olivo, proprio più evidente la citazione. Passo. Allora, speriamo. No, ma da problemi solo alla versione presentazione. Quindi, proviamo destra, ok, sinistra. Ecco qui. Destra sinistra non va. Non va? Facciamo come era prima. Sì, va benissimo, va benissimo. Allora, questa indietro, da qua. Ok. Allora, in realtà indietro ancora una. Provi ad andare a sinistra così vediamo. Ok, perfetto. Abbiamo visto come questa immagine abbia avuto un successo straordinario, ed è il motivo per cui abbiamo inserito questo titolo pop alla mostra, sacro e pop, ma pop in senso proprio di popolare, ma popolare da essere diventata ormai una vera e propria icona, una Madonna. Un motivo sicuramente dovuto all'acquisto o all'apprezzamento sicuramente della regina Margherita di Savoia. Sappiamo che questa Madonna venne poi anche chiamata la Madonna degli Italiani, e tutto questo diede il via sicuramente al successo di un'immagine, un'immagine che comunque si sposa molto bene anche con la sensibilità culturale e religiosa dell'epoca. Quando viene presentata a Genova il 18 ottobre del 1888 c'è tutto un panegirico che viene fatto da parte di un padre barnabita, in cui si dice che questa immagine della Madonnina è l'immagine di come dovrebbero essere le donne, coperte, molto così dolci, ecco, e quindi anche quello funziona molto. Senza dubbio anche il fatto che un'immagine che comunque ha colpito e che si prestava a rimanere negli occhi delle persone avesse anche potuto godere di mezzi di riproduzione molto articolati, come le litografie, le cromolitografie, la fotografia ancora, e un'immagine appunto adatta per contesti diversi, ossia anche vista come immagine di Madonna della Pace, Madonna dell'Ulivo, quindi anche protettrice delle colture dell'olivo, e la vedremo infatti nelle immagini che vi ho messo
riprodotta in tantissime varietà. Oltre a tutto questo, anche il segno comunque del successo che questa immagine aveva avuto fu una contesa che viene riproposta proprio da un mensile, La Fotografia Artistica, nel 1909, di un contenzioso tra i fratelli Alinari e famosissimi ovviamente fotografi e Julius Smith, che era detentore dei diritti d'autore dell'opera veneziana, nel senso che i fratelli Alinari avevano riprodotto anche loro una quasi oliva, e quindi Julius Smith aveva fatto causa, ma gli Alinari si erano difesi dicendo che avevano riprodotto una versione della Madonna dell'Olivo genovese tratta da un dipinto di Vernazza, e invece Julius Smith aveva acquistato da Barabino i diritti di riproduzione dell'immagine di Venezia. Per l'immagine invece genovese Barabino non si era assolutamente, l'aveva lasciata, diciamo, libera da diritti. Anche un contenzioso e comunque una spia di un successo che spingeva ovviamente alla riproduzione di questa immagine. Se adesso vi faccio mettere una serie di riproduzioni sia di immagini che abbiamo trovato online, ma soprattutto delle molte persone che hanno risposto alla nostra call, perché abbiamo chiesto di chiunque avesse un'immagine di Barabì, un'immagine di questa Madonna dell'Olivo in casa, di farcene menzione o di portarla, perché era comunque una testimonianza, e vi assicuro che io ho avuto una risposta straordinaria. Continuano ad arrivarmi indicazioni di quest'opera, e non sono solo indicazioni di un'opera o di un dipinto o di una riproduzione così slegate da qualsiasi elemento di affettività. È invece importante e interessante anche per la parte così pop della mostra vedere come fosse un'immagine molto amata. Questa che vi ho messo in queste slide è una cartolina bellissima di Gusto Liberty, tra l'altro inviata a Luigi Gainotti, cioè uno dei primi collaboratori di Barabino. Ma vediamo qui tutta una serie di riproduzioni sia della Madonna delle Arance che di quello dell'Olivo in cartoline oppure in santini, quale vediamo in riproduzioni su lamina di ottone o lamina di rame. Quella che vedete, la terza che vedete, è una riproduzione a tutto tondo. La quarta esempio è invece un piccolo altare che si trova nella cappella della Madonna di Loreto, che è la protettrice ovviamente dei viaggi in aereo, all'aeroporto di Linate, opera di questo Eugenio Pandiani, che l'aveva infatti realizzata e poi donata a questo all'ultimo, a destra, quindi in quel tabernacolo. Ecco qui invece una lastra per litografie e invece una riproduzione cromolitografica, cioè quindi litografia ma poi anche colorata. Qui vi ho messo invece dei dipinti di formato diverso, probabilmente fatti o come esercizio da qualsiasi copista o comunque da pittori di cui non abbiamo il nome, perché tutte queste opere ovviamente, non essendo di Barabino, sono però firmate Niccolò Barabino. Qua abbiamo gli stendardi.
stendardi in cui quasi ogni famiglia, penso che genovese soprattutto, aveva nella casa di campagna uno stendardo di Barabino, e qua ve ne ho messi alcuni. Quello che vedete in alto a destra, rosso, su sfondo rosso, viene invece dal Museo dell'Olivo di Sassari. Tanto per darvi, queste immagini non vengono tutte da Genova, vengono ovviamente da Genova e dalla Liguria, ma alcune anche più distanti. Ancora invece andiamo sul mosaico e abbiamo una raffigurazione della quasi oliva nella facciata della chiesa parrocchiale di Campo Ligure, e a destra invece una riproduzione in mosaico nel cimitero monumentale di Milano. Qua invece una delle prime riproduzioni in qualche modo d'autore, questo pittore David Béguet, che è un pittore di Calice al Cornoviglio, che ha riprodotto la quasi oliva, ed è una di altre riproduzioni sempre di pittori decisamente più famosi che adesso verranno anche inseriti all'interno della mostra, perché è una mostra che mano a mano si arricchisce di elementi, di contributi. Ed ecco quindi la presenza anche in televisione. Qua penso di aver scatenato una ricerca alla quasi oliva, perché 2 persone mi hanno fotografato appunto questo film in cui il protagonista è Diego Batantuono, Improvvisamente a Natale mi sposo, del 2023, sullo sfondo in questa sacrestia la quasi oliva, la vedete laggiù in quel tondo. E invece nella serie Il commissario Ricciardi con Lino Guanciale, noterete, credo sia, perché me le sono guardate, la seconda serie, la prima puntata della seconda serie, credo. Di nuovo vedete anche qui la quasi oliva sullo sfondo. Ancora in questo caso, queste sono, vi ho messo poi in serie alcune delle immagini che mano a mano vengono aggiunte in un video collegato al fondo, messo al fondo della mostra, con le indicazioni che mi vengono dalle persone che mi inviano immagini, con un po' la storia anche di queste immagini, il fatto che magari apparteneva alla nonna o era appunto stata donata a loro da qualche altra situazione, ecco. E qui ancora un'altra immagine, in questo caso della Madonna dell'Olivo, scelta peraltro come anche immagine per accogliere a Genova Giovanni Paolo II. E qua direi che abbiamo chiuso, ma ce ne sono anche altre, non ne ho messo ancora qualcuno che dovrebbe uscire più recentemente, una bellissima di una riproduzione fotografica in cui un fotografo ha messo una modella con un bambino, ma parlo dell'inizio del Novecento perché l'immagine è molto antica, gli ha fatto una fotografia atteggiati come se fosse appunto la quasi oliva. Quindi tutte queste indicazioni danno veramente l'idea di un soggetto che, al di là del sapere se era di Barabino o meno, era un soggetto che piaceva, che era molto, molto apprezzato. Ecco, non ho ancora citato una ballata di Barabino dedicata alla Madonna di Barabino, di un altro poeta genovese degli anni 50, adesso non mi ricordo il nome, abbiate pazienza, mi sta sfuggendo, che comunque ecco c'è anche la ballata dedicata a Barabino. Questa parte pop è ovviamente in continua crescita e ci sta dando molte soddisfazioni. Grazie. Come dire, ringrazio moltissimo le 2 relatrici, insomma è palese, avete capito quale fatica
c'è dietro l'organizzazione di una mostra fatiche di vario genere, di tipo scientifico, per verificare l'autenticità di una serie di elementi che vengono proposti, ma anche una ricostruzione storica, filologica, rigorose, per questo difficoltose sovente, fino poi ad avere questa bellissima idea di vedere. Evidentemente però io dichiaro una mia personale ignoranza, andavo nella chiesa dell'Immacolata e vedevo questa Madonna bellissima, diceva ma com'è bella questa Madonna, era più bella, devo dire, tante altre cose che vedevo nella chiesa, quindi sono contenta di aver avuto, come dire, un buon gusto nel trovare così bello, ed evidentemente è piaciuta a molti perché incontra, è un'immagine ricca, intrinsecamente di valore, e ciò si comunica evidentemente a chi la vede. Domando se avete qualche chiarimento da chiedere. Bene, allora se tutto ciò non c'è, io ringrazio ancora le relatrici e vi dico solo che giovedì 29 gennaio, quindi fra pochi giorni, Vittorio Coletti, italianista, sempre qui in Accademia Ligure di Scienze e Lettere, parlerà di il mondo del diritto visto da un letterato. Sarà una bella avventura. Bene, grazie ancora a tutti.